Giovani imprenditori che si incontrano, che hanno l'opportunità di confrontarsi e, perché no, di fare sistema e magari trovano l'occasione per un informale benchmarking. Si tratta di occasioni significative, di occasioni importanti che Confcommercio Unione Venezia tiene particolarmente ad organizzare, perché dal confronto nascono nuove idee e soluzioni ai problemi. Giovedì è stata la volta di Portogruaro per l'hashtag Sprizzando Idee, l'iniziativa tour itinerante di incontri con l'aperitivo, ed è stata anche l'occasione per sentire un'importante testimonianza di chi ha avuto coraggio di seguire la propria passione e crearne un'attività imprenditoriale di successo. È nato da un momento di spritz tra di noi nel quale ci stavamo confrontando come giovani imprenditori e da lì è nata l'idea di farlo diventare un format che adesso è un marchio registrato ed è diventato a livello nazionale un punto di riferimento in Confcommercio per i giovani che vogliono incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme. Quindi è un motivo di incontro e far conoscere il fatto che c'è questa possibilità in provincia di Venezia che da tempo non esisteva e far conoscere i servizi che Confcommercio localmente dà ai propri associati in modo tale che ci siano delle informazioni sui corsi di formazione, l'accesso al credito, il passaggio generazionale, tutti questi aspetti fondamentali per chi fa impresa oggi. Si deve dare la possibilità alle nuove generazioni di parlare un linguaggio che probabilmente è diverso da chi li ha preceduti, ma nello stesso tempo è quello più adatto per affrontare il futuro. Confcommercio da questo punto di vista ha sempre creduto nei giovani, provincia di Venezia lo sta facendo da un po' di tempo con grande attenzione perché noi non intendiamo diventare anzianissimi nei nostri posti, dobbiamo avere ricambi. Presidente Zaccariotto, anche lei qui a Sprizzando Idee. Sì, non sono mai mancata in tutti i giri che sono stati fatti nel territorio perché la ritengo un'iniziativa assolutamente straordinaria dove la generazione dei giovani si incontra con il territorio, con le categorie ma soprattutto anche con tutti coloro che hanno voglia di fare squadra indipendentemente dal ruolo che rappresentano proprio per poter affrontare quello che è il futuro. Ma io consiglio di voler essere protagonisti, nel senso che in questo particolare momento non possiamo permetterci di fare gli spettatori e un imprenditore, un giovane imprenditore deve essere protagonista e scendere in campo. Ecco, non possiamo guardare in maniera passiva la partita che giocano gli altri. Vincenzo, ma qua si beve, ma le idee arrivano o no? Arrivano le idee, i giovani portano idee nuove, innovative, fresche, bisogna credere un po' nei giovani e soprattutto bisogna che lo Stato cominci a credere nei giovani, quindi a dare spazio e abbassare un po' la tassazione.